Buonasera, bentornati con l'informazione di Telefriuli. In apertura la soluzione da parte della Corte d'Assise d'Appello di Trieste dell'imprenditore Paolo Calligaris dall'accusa di aver ucciso l'allora compagna Tatiana Tulissi. Parla oggi ai nostri microfoni l'avvocato Rino Battocletti. Contro il mio assistito è stato fatto un processo mediatico. Battocletti riferisce anche le prime parole di Calligaris dopo la sentenza. Mi avete restituito la vita. Sentiamolo. È una sentenza che è il naturale epilogo di una vicenda giudiziaria che a nostro parere non avrebbe mai dovuto cominciare. Come abbiamo sempre detto, non c'erano gli estremi per l'esercizio dell'azione penale. Riconosciamo alla Corte d'Appello di Trieste il coraggio di aver ribaltato una decisione che era frutto che che degli atti processuali di un clima che si era creato. Nel primo grado le pressioni mediatiche erano molto forti, non crediamo che i processi penali si debbano fare in televisione, soprattutto quando il processo è ancora in corso. Il mio assistito sta abbastanza bene, nonostante l'infortunio che, come sapete, gli è occorso un po' di tempo fa. Quando l'ho chiamato mi ha detto: grazie avvocati, mi avete restituito la vita. L'avvocato intanto della famiglia Tulissi attende di capire le motivazioni della sentenza, ma è scontato che si andrà adesso alla Cassazione. Ad oggi, dice il legale, dopo 13 anni non c'è alcun colpevole. È una sentenza di un giudice di secondo grado, con un collegio composto da giuria popolare, un collegio diverso da quello che era il giudice di primo grado, che era un GUP, che era un giudice monocratico, una sentenza contraria alla prima. Farete ricorso? E la Procura Generale, sì, io sono parte civile, perciò farò le valutazioni poi del caso una volta lette le motivazioni, però ecco. Come sta la famiglia Tulissi? La famiglia Tulissi è una famiglia che aspetta da più di 12 anni, da 12 anni di sapere chi ha ucciso Tatiana. È una famiglia provata negli anni, non è una famiglia provata da un verdetto come quello di ieri sera. Sono persone che la sofferenza loro è il tempo. Al momento non c'è nessun colpevole dopo 13 anni. Dopo la soluzione di ieri non c'è nessun colpevole. Voltiamo pagina all'emergenza sanitaria, 69 casi riscontrati oggi, su 4.100 tamponi molecolari sono stati rilevati 64 casi con una percentuale di positività dell'1,56%, su 8.189 test rapidi antigenici 5 casi, 0,06%. Non si registrano decessi, 9 le persone in terapia intensiva, 45 in altri reparti, 4 gli operatori positivi nel sistema sanitario regionale, altri 2 nelle case per anziani. E a Trieste oggi mattinata di protesta dove il popolo No Green Pass è sceso in strada in un corteo decisamente imponente che per tutta la mattinata ha bloccato il centro, nel mirino Draghi e Fedriga. Andrea Pierini, sentiamo. Sono oltre 10.000 le persone che questa mattina hanno manifestato a Trieste per dire no al Green Pass. Un corteo partito alle 10 del mattino da Largo Riborgo e conclusosi poco prima delle 13 sotto la sede della giunta regionale. Gli organizzatori hanno ribadito che non era una manifestazione Novax, ma composta da tante anime, da chi ha paura del Covid e si è vaccinato a chi crede che il Covid non esista. Nel mirino la politica con il governo Draghi e il presidente della regione Massimiliano Fedriga, reo di aver adottato le misure più restrittive. Insulti anche alla stampa e ai giornalisti e, nonostante qualche offesa alle spalle, non ci sono stati gesti o atti violenti. Slogan per chiedere libertà, per dire no a quella che viene definita una limitazione del popolo. Alcuni hanno poi chiesto libertà di scienza definendo Next, a pochi passi, sempre in Piazza dell'Unità d'Italia, una manifestazione delle lobby e dei potenti per impedire al popolo di scoprire la realtà. Pesante le ricadute sul traffico in città. Pronta la risposta del Presidente Fedriga a margine di un convegno oggi a Trieste. So, dice, che alle volte sembra impossibile, ma non mi arrendo perché penso che lo scopo delle istituzioni sia accompagnare i cittadini, anche quelli più ritrosi a vaccinarsi, che è l'unico modo per salvare l'economia, le vite e il nostro modello sociale.
E ora veniamo all'incredibile storia di un uomo che attende da 4 mesi il Green Pass. Carta alla mano, lo vedrete, la doppia vaccinazione è avvenuta già a giugno, ma a Roma non risulta nulla e chiede aiuto alla Regione. Mirko Matijevich, lei si è fatto vaccinare, ha fatto la doppia vaccinazione, da 4 mesi lei non ha il Green Pass. Primo vaccino io sono effettuato giorno 3 giugno, dopodiché secondo vaccino, come si presenta in documenti, sono fatto 30 giugno, dopodiché mai ricevuto no messaggio, no qualche conferma per ottenere Green Pass. Io sono inizio rivolto a farmacie, diverse farmacie, dopodiché sono rivolto di nuovo a centro vaccinale dove sono effettuato tutti e 2 vaccini. 2 o 3 volte non sono riuscito a contattare nessuno responsabile. A inizio agosto sono riuscito a contattare un responsabile che praticamente da 2 fogli da vaccinazione che vi presento qui è fatto una unica chiedendomi recapito telefonico e email. Dopo 2 giorni mi diceva ricevi email, si risolva tutta la problematica. Invece non si è risolto, lei ha chiamato anche Roma e cosa le hanno detto? Che lei? Da 3 volte sono ricevuto la stessa risposta che io non risulto vaccinato, non risulto a registro lì che sono vaccinato. Non solo governatore, ovunque chi può aiutarmi, dirmi una via, una strada, come risolvere il problema. Se signor governatore Fedriga può darmi una lettera, uno scritto che io vado a Roma, a spese mie, io vado a Roma per ottenere il Green Pass. Voltiamo pagina, le tante morti per incidenti sulle strade non possono non creare allarmismo. Associazioni private, Polizia Stradale e Prefettura entrano in campo con un progetto sulla sicurezza iniziato oggi e che proseguirà in tutta la regione fino a fine ottobre. Conosciamolo. Sicurezza stradale giunge alla 7ª edizione con 4 tappe, oggi e domani al Terminal Nord, l'1 e 2 ottobre a Pordenone al centro commerciale SME, il 14 nella sede della regione a Trieste con un convegno incentrato sulle grandi opere e il 16-17 a Villessa al centro commerciale TR Shopping. Un valore aggiunto di questa iniziativa è quella di unire il pubblico e il privato con un unico scopo: fare sicurezza stradale, portare gli utenti della strada in pista, tra virgolette, con le prove di guida sicura, per i più piccoli un campo bike per imparare i cartelli stradali, quindi partiremo dai 2 anni fino ai 9 anni. L'evento vede la collaborazione della Polizia di Stato. Viviamo nella società della comunicazione, il mondo è diventato veloce, ci spostiamo molto più di prima, siamo sempre in viaggio verso qualcosa, quindi la sicurezza stradale riguarda tutti, dal bambino che va in monopattino, allo studente che va a scuola a piedi, alla persona adulta che guida da molto tempo una macchina. Importante la presenza della Prefettura di Udine che ha annunciato l'avvio di un progetto innovativo. Il progetto consta sia di una parte teorica che vorremmo auspicabilmente poter svolgere il più possibile in aula e indirizzare ad un numero quanto più elevato di studenti, e poi stiamo pensando anche ad un concorso di idee da rivolgere anche in questo caso a tutti gli studenti e stiamo già lavorando su delle premialità di altissimo livello. Andiamo ora a Castelmonte dove si è svolta la prima benedizione di fine stagione per i motociclisti e a organizzarla è un prete centauro con uno scopo benefico. Sentiamo. In 500 sulle 2 ruote la prima moto benedizione di fine stagione dal Friuli Venezia Giulia ma anche dal Veneto questo pomeriggio hanno raggiunto il santuario mariano di Castelmonte, un momento di socialità e di fede organizzato dal sacerdote centauro Don Michele Zannon. È emozionante. L'abbiamo organizzata in meno di un mese e non sapevamo come sarebbe andata, come sarebbe riuscita, e stanno continuando ad arrivare moto e la sensibilità c'è tanta, soprattutto per la solidarietà. Un'occasione importante per proseguire la raccolta dei fondi associata da oltre 10 anni a supporto di un centro ormai addirittura d'arrivo in Togo per assistere centinaia di bambini sieropositivi.
Grazie ai soldi raccolti con i Centauri sono state donate anche 2 moto per gli spostamenti alle suore della Provvidenza che operano in Togo ed è stato costruito un pozzo per l'irrigazione. Le suore dall'Africa mi hanno telefonato, ci siamo sentite e ringraziano di cuore per la nostra sensibilità e per la nostra vicinanza nonostante la situazione un po' precaria che è quella del Covid. Domani Udinese torna in campo contro la Fiorentina, oggi invece Pordenone sconfitto dal Monza per 3-1. Sentiamo mister Rastelli. La partita era in equilibrio e quindi una delle due squadre poteva comunque con una giocata individuale vincere la gara. È normale che il Monza coi cambi ha messo giocatori di grandissimo spessore e quello credo che abbia fatto un po' la differenza. Abbiamo avuto qualche situazione con Pellegrini ed altro dove potevamo sicuramente concludere meglio e, ripeto, torniamo ancora a casa con rammarico di aver fatto una prestazione comunque positiva ma che non ci premia per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Nel prossimo weekend invece torna la maratonina di Udine, 800 atleti in gara che si sfideranno su un nuovo tracciato, conosciamolo. Un percorso completamente rinnovato ma pur sempre velocissimo. Torna la Maratonina Internazionale Città di Udine. L'appuntamento è per il 3 ottobre, partenza prevista di fronte all'Istituto Sello e arrivo in via Vittorio Veneto. Partenza prevista alle 9:30. Nei primi 500 metri gli atleti dovranno indossare la mascherina. Circa 800 finora i maratoneti iscritti che dovranno essere muniti di Green Pass. Sulla sicurezza vigileranno anche 200 volontari. Grande il dispiegamento di forze per evitare assembramenti a tal punto che l'organizzazione ha rinunciato a malincuore agli eventi collaterali. Dopo un anno di pausa forzata, il grande protagonista sarà lo sport agonistico. Pensiamo che lo sport in un momento così difficile per la società, per il mondo intero, sia occasione di ripartenza e rilancio. Antipasto della gara, la salita al castello che prenderà il via il 2 ottobre alle 18 da Piazza Lionello e che vedrà affrontarsi in una sfida di velocità sulla rampa del Colle 21 uomini e altrettante donne. Dopo appuntamento con il basket, 22:30, gruppo Mascio Treviglio contro il Dual West Udine, a mezzanotte Gesteco Cividale, Chi Energia Rieti, sempre su Telefriuli. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, grazie, arrivederci.